anche nel dramma universale della guerra, quando tutto sembra perduto, nulla è capace di spegnere la luce del cuore, quella fiamma talvolta piccola e impercettibile da cui tutto può ripartire. È questa la dimostrazione certa che l'animo dell'uomo è portato a raggiungere il divino. Nell'ambito della tradizione musicale alpina, relativa nello specifico alla Seconda Guerra Mondiale, un caso è dato dalla storia di Iosca, una storia nata dalla penna di Carlo Gemignani, ma che rappresenta un esempio di quanto realmente è accaduto nelle terre di Russia ai nostri soldati. Di fronte alla tragedia, furono infatti spesso le donne russe a prendersi cura degli alpini come fossero loro compaesani, loro parenti, loro amici. Ecco che dunque la giovane Iosca, per molti soldati disperati, si fa madre, sorella, amica. Per molti diviene il simbolo della speranza, l'incontro insperato col divino di Carlo Gemignani e Davide Marzi, Iosca la Rossa.